Anticipa tutti Luigi Brugnaro e annuncia il G20 dell'economia in laguna all'Arsenale dal 7 all'11 luglio. Arsenale, location ideale per gli appuntamenti internazionali a Venezia. I ministri dei paesi più industrializzati al mondo si riuniranno nelle tese dell'antico cantiere navale della laguna, dove a giugno è confermato anche il salone nautico rinviato nel 2020 causa Covid. Confermate anche la Biennale e la Mostra del Cinema, l'unico evento quest'ultimo che è riuscito ad andare in scena nello scorso settembre. Il sindaco lagunare nella conferenza stampa di fine anno ha tenuto banco con diverse puntualizzazioni, prima per tutte la decisione di tenere chiusi sino a marzo i musei civici. Questa questione la voglio chiarire, mi assumo completa responsabilità di indirizzo su quelle che sono le società partecipate del comune e l'obiettivo è quello di tenerle pronte a essere utilizzabili quando, come sarà, ritorneranno i turisti in questa città. Per cui il budget, voglio chiarirlo bene, il budget che è stato approvato su mia indicazione della Fondazione di Musei ovviamente è per il primo trimestre, partendo dalla situazione di oggi, cioè lo zero più assoluto nel centro storico, come voi tutti sapete, ed è di tutta evidenza. Ma è stato anche ben chiarito che ogni mese faremo un aggiornamento di questo budget, proprio per aggiornarlo rispetto a quella che è la situazione reale nella città. Noi lavoreremo proprio per riaprire, ma per senso di responsabilità non possiamo ovviamente buttare energie e soldi al vento, sarebbe un danno erariale per tutti. Dobbiamo tenerci pronti a utilizzare invece ogni spiraglio di luce che si intraveda ad essere pronti in quel momento e non invece a dissanguarci nel momento in cui bene o male riusciamo invece con difficoltà per tutti è evidente, ma a salvare l'azienda, che è la prima cosa. Vale per i musei civici, ma questo vale anche per il casinò, vale per tutte le società partecipate. Un incontro in videoconferenza con gli assessori e giornalisti in cui un Brugnaro, come sempre scoppiettante, ha accusato con tanto di nome e cognome il sottosegretario all'editoria Andrea Martella di aver scippato Venezia di una doverosa autonomia decisionale, indicando al governo l'idea di formulare l'agenzia per la città. Il rappresentante del governo non ha replicato, indignati invece i rappresentanti delle opposizioni in consiglio comunale. Per alcuni esponenti Brugnaro non ha avuto parole, diciamo così, natalizie.